Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telefiloni. In questa prima edizione apriamo con la cronaca. In apertura l'incidente mortale avvenuto nella notte a Coseano lungo la strada statale 464. A perdere la vita un uomo di 53 anni, Rodolfo Cancian, residente a Dignano, fatali traumi riportati dall'uomo nel sinistro. L'uomo era in sella al suo scooter e stava per tornare probabilmente a casa verso le 22 quando per causa del vaglio degli inquirenti è impattato contro la ruota posteriore sinistra di un trattore che lo precedeva ed è quindi volato in un fosso. All'arrivo dei carabinieri Cancian era riverso a terra a bordo strada, agonizzante. Sul posto anche vigili del fuoco e sanitari del 118, inutili tentativi di rianimarlo. Cancian aveva compiuto proprio ieri 53 anni. Torneremo tra poco alla cronaca, ma diamo spazio alla grande festa in svolgimento proprio in questi minuti alla Fiera di Udine, dove la Regione ha organizzato un incontro per ringraziare i volontari della Protezione Civile impegnata in questi anni in vari fronti, dall'alluvione Vaia all'emergenza Covid. Cedo quindi la linea, lo vedo pronto, Alberto Comisso, che è in compagnia del capo della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio. A te Alberto. Buongiorno da Udine, siamo alla festa, riconoscimenti da parte della Protezione Civile chi poteva ovviamente non mancare a questo appuntamento, il capo della Protezione Civile Nazionale, l'ingegner Curcio. Grazie ovviamente ingegnere per essere in nostra compagnia. Cosa significa essere volontario della Protezione Civile oggi? Intanto grazie a voi, per me è un privilegio essere presente in una regione importante come il Friuli Venezia Giulia, che dà tanto al sistema di protezione civile sotto tanti aspetti e in particolare anche con il volontariato organizzato di protezione civile. Essere qui significa testimoniare che il sistema esiste a livello nazionale, esiste a livello territoriale, quindi dal cittadino alle politiche nazionali, alle politiche di protezione civile, quindi significa testimoniare questo percorso e soprattutto testimoniare che il sistema di protezione civile si basa sul volontariato e punta sul volontariato anche nell'intercettare i fabbisogni della gente comune, della popolazione, quindi essere qui significa testimoniare questo percorso. Ingegnere, tante emergenze che i volontari della Protezione Civile hanno dovuto affrontare, dovranno affrontare, da Vaia all'emergenza neve, ma adesso ci sono due emergenze molto gravi, la siccità e soprattutto gli incendi. Come porre rimedio? Ovviamente se nessuno ha la bacchetta magica, ma di fatto l'Italia sta soffrendo. Emergenze classiche che però risentono di questa sfida mondiale sul cambiamento climatico, incendi numerosissimi quest'inverno come mai dal 2012, una stagione che è iniziata in maniera importante, una siccità come mai anche rispetto ai valori degli anni precedenti, quindi certamente il sistema si deve organizzare per essere ancora più performante e dare delle risposte rispetto a quelle che sono poi la nostra capacità e la nostra competenza. Ringrazio l'ingegnere Curcio per la sua disponibilità e ovviamente ci sentiremo nei prossimi collegamenti. Ringraziamo il nostro Alberto Comisso, che ha intervistato anche pochi minuti prima vice governatore della regione Riccardi, che nel suo intervento ha puntato l'attenzione sull'attuale situazione della pandemia. Sentiamolo. Io penso che questa sia una giornata dovuta. Potevamo farla nella tradizionale festa del volontario che si fa alla fine dell'anno, ma abbiamo ritenuto di farla prima, anche perché le emergenze sono aperte, lo sforzo è importante e le donne e uomini del sistema della protezione civile devono sapere che le istituzioni sono con loro e li ringraziano dell'importante, insostituibile e infaticabile lavoro che hanno fatto, stanno facendo e io sono certo continueranno a fare. Assessore, volontari in primo piano durante l'emergenza della pandemia da Covid-19, virus che sta tenendo ancora alta l'attenzione e la concentrazione, che presente vede ma soprattutto che futuro vede anche grazie alle vaccinazioni aperte, lo possiamo dire tranquillamente, anche alle categorie fragili e agli over 60? Io mi auguro che la campagna vaccinale abbia un'adesione importante, poi naturalmente aspetteremo di capire quali sono le altre evidenze scientifiche che potranno derivare da altre autorizzazioni di vaccini per il futuro. L'infezione è alta, è molto alta, fortunatamente non è invasiva come quella che abbiamo conosciuto, questo è l'effetto anche del vaccino. L'area medica sta cominciando ad avere qualche presenza importante
vediamo che le terapie intensive sono ancora basse e siamo ancora nel mezzo di una pandemia che ha caratteristiche completamente diverse e secondo me dovrebbe anche avere il coraggio di assumere delle regole diverse, perché altrimenti diventa difficile sostenerla. La crisi del governo ora sotto i riflettori ovviamente in questi giorni, attesa per il discorso del Premier Draghi che farà mercoledì in Parlamento. Sentiamo il commento del governatore della regione Massimiliano Federica. Che futuro vede per questa nazione? Andiamo al voto oppure facciamo un Draghi bis? Mi sembra ancora tutto molto in divenire. Sicuramente ci sono due fattori importanti da considerare. Il primo è quello che il Presidente del Consiglio Draghi ha un riconoscimento nazionale ed internazionale per le sue capacità e quello che ha fatto. Il secondo fattore è che il Movimento 5 Stelle è un partito che è risultato inaffidabile per la maggioranza e per un governo serio per il Paese. La Lega che potere e soprattutto che forza potrà avere nelle contrattazioni politiche? No, ma noi semplicemente penso che, come ha detto il segretario Salvini, si farà un ragionamento sulla scelta migliore per il Paese e una scelta che sia fattibile. Torniamo in cronaca con l'arresto di un passeggero che cercava di trasportare in un furgone, lo vedrete dalle immagini, un mini furgone, 34 clandestini. Il viaggio della speranza, o meglio a questo punto da incubo, si è fermato a Pontebba. 34 migranti irregolari stipati in appena 12 metri quadri. È in questo piccolo vano di un furgone con targa straniera che i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tarvisio hanno scoperto 34 clandestini, tutti maggiorenni di diverse nazionalità. Un duro colpo, quello inferto alla criminalità organizzata dedita alla tratta degli esseri umani che negli ultimi 2 mesi pare aver ripreso vigore lungo la triste e nota rotta balcanica. Una decina i blitz delle forze dell'ordine solo nel mese di giugno, un centinaio le persone rintracciate. L'ultimo blitz appunto a Pontebba sul valico confinario di Passo Pramollo, dove è stato arrestato un 22enne siriano residente in Germania. Dopo aver eluso un posto di controllo dei carabinieri è stato prontamente inseguito e bloccato prima che potesse scaricare i 34 cittadini. I migranti privi di documenti sono stati trovati in condizioni precarie e sono stati prontamente rifocillati. A seguire, la scorsa settimana i carabinieri hanno arrestato un cittadino pakistano sempre per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Il pakistano di 34 anni residente in Germania è stato controllato all'uscita dello svincolo autostradale A23 di San Leopoldo nel comune di Pontebba alla guida di un'autovettura mentre trasportava un connazionale di 44 anni. Il passeggero è stato arrestato e l'autovettura sequestrata. Voltiamo pagina, gli assistenti sanitari sono stati in prima linea in questa emergenza pandemica ed è raddoppiata la richiesta di questa figura professionale. Così a Gorizia è partito un corso di laurea per assistenti sanitari. Ci si potrà iscrivere online dal 18 luglio al 17 agosto e sono disponibili 40 posti. In piena emergenza Covid è stata una figura chiave, quella degli assistenti sanitari, sempre in prima linea tra vaccini, tamponi, supporto delle indagini epidemiologiche. Una figura professionale sempre più richiesta ed ora a Gorizia sarà disponibile un corso di laurea dedicato. Nel panorama attuale troviamo questa figura molto richiesta dalle aziende sanitarie, è una figura proprio che ha una forte presenza sul territorio, quindi nelle aziende sanitarie a livello territoriale. È una figura che in possesso della laurea abilitante alla professione può svolgere attività di prevenzione, promozione ed educazione per la salute. È un corso interateneo, cioè è nato dalla collaborazione fra l'Università di Trieste e di Udine. Si può iscriversi dal 18 di questo mese al 17 agosto e l'esame è previsto il 15 di settembre a Trieste. E la sede sarà Gorizia, dove inizieranno le lezioni. Il corso di laurea è suddiviso in 3 anni, con lezioni frontali, dove ci saranno materie che sono materie di base, tipo anatomia, fisiologia, biologia, farmacologia, immunologia e materie caratterizzanti, ad esempio la promozione della salute, la sociologia, la psicologia.
Al Malignani di Udine torna dopo 2 anni la cerimonia dei diplomi, un momento di riflessione anche per la vita dell'istituto, come molti altri, ovviamente sconvolto dalla pandemia, ed è stata anche l'ultima cerimonia dello storico preside del Malignani, Andrea Carletti, che dal 31 agosto va in pensione. Sentiamolo in questa intervista. È un periodo molto complesso, la soddisfazione che i diplomi quest'anno siano andati particolarmente bene cancella un po' la fatica di un anno scolastico complesso. Il ricordo più bello al Malignani è questo, forse l'ultima occasione per salutare i ragazzi, per stare con i genitori. Ecco, non vorrei mai dimenticare che siamo qua per loro, principalmente per loro. Quanto è cambiata la scuola in questi anni? È cambiata tantissimo. Ricordavo ieri che ho cominciato col crollo delle Torri Gemelle, pochi giorni prima del crollo delle Torri Gemelle, è cambiato il mondo, poi adesso verso la fine della mia carriera è arrivata la pandemia ed è tornato a cambiare tutto. Le ultimissime vicende belliche in Europa fanno pensare davvero che il mondo sta tornando indietro piuttosto che avanti, ma combatteremo perché la cosa vada verso l'innovazione e verso l'equità sociale. Ecco, ora vi facciamo vedere le immagini del mega incendio di Bibione di ieri, perché sono ancora in corso le opere di spegnimento del rogo. Vigili del fuoco e della protezione civile sono infatti ancora al lavoro a Bibione. Queste sono le immagini che ci stanno arrivando. Il rogo è stato circoscritto e domato solamente verso le 21 di ieri. Sono arrivati anche i Canadair direttamente da Roma. L'utilizzo anche, avete visto, l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Un primo bilancio dei danni causati dal fuoco stima addirittura una 40ina di ettari di pineta su dune quasi completamente carbonizzati. La zona nord del faro di Bibione, essendo meno troppizzata e meno frequentata dai turisti, era anche un rifugio ideale per diverse specie di uccelli, tartarughe e rettili, quindi un vero e proprio disastro ambientale e faunistico. Torneremo anche nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali per documentarmi con altrettante foto. Chiudiamo con gli spettacoli, l'esibizione dell'emergente cantante Blanco ieri a Villa Manin. Da Notte in Bianco a Brividi, un altro big è salito sul palco del Friuli Venezia Giulia. Questa volta è stato il turno del cantante del momento, l'emergente vincitore del Festival di Sanremo Blanco, che ha esaltato la grande folla accorsa nella splendida cornice di Villa Manin. Pura energia e sorprendente atteggiamento rock, questo è Blanco, che quest'anno ha realizzato numeri da record, sia col suo disco d'esordio che con i sold out dei concerti annunciati finora. Oltre 11.000 biglietti venduti in soli 37 minuti per la sua prima e unica data in regione, organizzato da Vigna PR e FVG Music Live in collaborazione con Airpac FVG. Un live intenso in cui ogni canzone è stata una grande hit, cantata all'unisono dai tantissimi fan accorsi sin dalle prime ore del mattino. Con questo grande evento si chiudono gli appuntamenti di Villa Manin Estate nella Piazza Tonda e proseguono invece quelli in programma nel Parco della Villa. Domani alle ore 18 si balla con D'Argent D'Amico. E questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione.